base all'accordo con i pubblici ministeri abbiamo patteggiato in continuazione e quindi la pena finale è di 4 anni e mesi e 8. Con il patteggiamento l'ex assessore del comune di Venezia Renato Boraso esce dal processo Palude. In una prima fase aveva già patteggiato in via definitiva una pena a 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre 400.000 euro di multa per 12 episodi di corruzione, per i quali nel luglio 2024 era stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi tramutata negli arresti domiciliari. È stato un accordo del pubblico ministero, è stata una decisione che il mio assistito ha ritenuto di prendere, quella di chiudere questa vicenda, quindi ne ho preso atto. Nell'udienza, oltre a Boraso, altri 9 i patteggiamenti accordati: Stella Consulting, Gislon Carlotta, Mafra SRL, Benetazzo Nevio, Benetazzo Massimo, Licori Gian Roberto, Dalio Jacopo, Ormenese Fabrizio. Liquidate anche le spese per le parti civili. Comune e città metropolitana 4.600 euro ciascuno, costituiti contro tutti gli imputati. ACTV e AVM, costituitesi solo contro l'ex assessore, 1.800 euro ciascuno.